dando una sua valutazione di merito sull'iniziativa. Sono sempre iniziative molto importanti, laddove c'è questa integrazione tra la realtà ospedaliera e la realtà territoriale, e sicuramente sono sempre delle iniziative che vanno promosse e che vanno ripetute nel tempo. L'ospedale vive, ma vive soprattutto da una filtrazione dei casi da parte del territorio, laddove tutti i casi meno gravi, che sono gestibili nell'ambulatorio del pediatra, evitano quindi l'intasamento dei pronto soccorso pediatrici e delle strutture ospedaliere. E, per esempio, il mio intervento oggi è proprio mirato a cercare di trasmettere la mia esperienza di chirurgo pediatrico dell'Università di Palermo a colleghi pediatri del territorio, a gestire per esempio uno dei sintomi più frequenti nei bambini, che è quello del mal di pancia, il dolore addominale, affinché soltanto i dolori addominali veramente gravi, che poi potrebbero anche essere sottoposti a intervento chirurgico, raggiungano l'ospedale, e gli altri invece vengono filtrati e trattati nell'ambulatorio. Ecco, sicuramente fare il chirurgo e operare su dei bambini, insomma, non è una cosa almeno molto piacevole. Guardi, quando lei dice che operare i bambini non è una cosa molto bella, io capisco che lei lo intenderia da un punto di vista emotivo, perché si pensa appunto che il bambino come piccolo essere indifeso rispetto all'adulto. Io le posso dire che operare i bambini è molto bello, e la bellezza sta nel fatto che il bambino è un organismo in via di sviluppo. Noi chirurghi, quindi chirurghi pediatri, non siamo chirurghi demolitivi, ma siamo chirurghi che devono risolvere un problema al momento, ma guardare anche dopo, quindi pianificare quello che sarà poi la crescita del bambino. Quindi il nostro intervento deve essere mirato anche a una buona qualità di vita successiva a quello. Lei non deve pensare ai neonati che nascono con malformazioni congenite, che noi dobbiamo correggere e prepararli poi a crescita. Professore, ecco, intanto una valutazione su questo incontro, che è il primo che si fa organizzato, diciamo, qui dalle strutture agrigentine e dalla FIMP. Sì, io penso che sia motivo di soddisfazione il fatto che si cerchi con tenacia una sinergia territorio-ospedale. Questa è la dimostrazione che, oltre ad aver creato un percorso sulla carta già tanti anni fa, ancora si ha difficoltà a entrare nel meccanismo. Il meccanismo virtuoso dell'assistenza va creando un'alleanza assistenziale tra la figura del pediatra di famiglia, di riferimento, col pediatra ospedaliero. Ed è che la vera sinergia è questa, perché più si decongestiona l'ospedale e più l'ospedale ovviamente può lavorare meglio, dando responsabilità ai pediatri di famiglia, che sono una risorsa immensa che, ricordo, solo in Italia abbiamo, e quindi dobbiamo tenere, come dire, costruito molto gelosamente, perché è un patrimonio che va potenziato e non depotenziato.